Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Momento Sport del lunedì, che apriamo parlando di calcio. E in Lega Pro sono ore di attesa per i tifosi biancocelesti in vista della partita che si disputerà questa sera alle 20:45 allo stadio Silvio Piola di Novara, dove la Virtus Entella scenderà in campo contro i padroni di casa. Un match atteso anche per mantenere la vetta della classifica. La Virtus Entella, che è reduce da 3 pareggi, deve mantenere il distacco dalle dirette antagoniste al primato in classifica, che sono Pisa e Piacenza, rispettivamente vittoriose nella 33esima giornata di campionato con Albissola ed Alessandria. Quindi è necessario anche tutto il tifo dei tifosi biancocelesti per sostenere la squadra chiavarese e soprattutto per mantenere questo distacco in classifica. Scendiamo di categoria, andiamo a vedere come sono andate le partite nella Serie D. Purtroppo c'è una sconfitta in zona Cesarini per la Lavagnese, che ieri ospitava al Riboli di Lavagna la Folgore Caratese. Bianconeri in vantaggio al 26esimo del primo tempo con Di Pietro, vengono agguantati dagli avversari al 29esimo con Gioè. Ancora Di Pietro a portare in vantaggio i padroni di casa al 38esimo e Oneto sigla la rete del temporaneo 3-1, ma prima che l'arbitro mandi negli spogliatoi le due squadre di calcio, la Folgore Caratese accorcia le distanze con Carbonaro. Nella ripresa, al sesto di gioco, ancora Gioè porta il risultato sul pareggio e allo scadere, al 46esimo, la rete del definitivo 4-3 che porta la firma di Daine. Lavagnese pertanto resta a 36 punti, mentre la Folgore Caratese allunga a 39 punti. Pareggio a reti inviolate per il Sestri Levante, che ieri giocava in trasferta sul campo della Sanremese, 0-0 risultato finale, un punto per gli uomini di mister Celestini, che raggiungono la Lavagnese in classifica quota 36. Parliamo ora di basket, andiamo a vedere il campionato di Serie D maschile, in particolare nei quarti di finale dei play-off. La Val Petronio Casarza batte il Villaggio del Ragazzo per 73-63 e prosegue il suo cammino sulla strada della promozione. Sentiamo. Un commento a questa partita molto combattuta fino alla fine. Abbiamo preparato la partita su 3 cose, su 3 aspetti, e finché abbiamo seguito il piano partita siamo riusciti a tenerli. Sappiamo che loro in casa sono una squadra molto forte perché è un campo abbastanza difficile. Siamo riusciti a contenere parzialmente i loro punti forti, poi però devo dire la verità che abbiamo fatto anche qualche errorino. Soprattutto in marcatura su Bottaro dovevamo stare più vicino. Bottaro lo reputo il giocatore più forte di questa Serie D come playmaker, per cui è stata una bella partita. A me piacciono allenare queste partite perché penso siano partite belle, di cuore, per cui sono dispiaciuto per i ragazzi perché sono stati proprio bravi oggi, peccato. Tra l'altro questo è un campo non facile. No, questo è un campaccio, con tutto rispetto, è difficile giocarci. Ci sono le pareti vicino al campo, ci sono delle prospettive che magari rispetto al nostro sono un po' diverse, per cui è difficile far canestro da fuori. Oggi, a dire la verità, abbiamo tirato con discrete percentuali. Questa partita qua l'abbiamo persa perché abbiamo fatto delle ingenuità date delle situazioni speciali. Il fallo su Bernardello, l'ultimo a un secondo dalla fine dei 24, ci ha costato un tiro libero, ci è costato fatica, potevamo andare di là ad attaccare, andare a subire fallo. Peccato perché, ripeto, i ragazzi se la meritavano, abbiamo preparato la partita in settimana e mi spiace tanto. Come ha vissuto questo derby, Presidente? È abbastanza nervoso, tirato, però un po' di soddisfazioni ci sono. I ragazzi comunque continuano a dare il massimo, a giocare, anche se andiamo lunghi col campionato e sarà difficile continuare a tenere questi ritmi. È stata una bella partita, no? Sì, un po' nervosa a tratti, da gestire. Sempre un derby. Sì, quello sì, però comunque avrei preferito fosse andata un po' più tranquilla. Ecco, un campionato che vi ha visto sempre primi, adesso ci sono i play-off, bisogna resistere adesso. Sì, è la parte più dura adesso, è un campionato nel campionato, tirare fuori tutto quello che si ha per riuscire a finire ovviamente nel miglior modo.
Ecco, alle spalle, subito dopo la partita, tra un tempo e l'altro, tanti ragazzini. Il basket a Casarza, insomma, è una presenza importante. Ma direi di sì. Quest'anno siamo arrivati a essere più o meno un 140 tesserati e tanti bambini, giustamente. Quindi piano piano si riesce a fare qualcosa. Una società che è giovane, no? 8-10 anni, no, 10 anni, indicativamente una decina d'anni. Abbiamo cominciato da niente e pian piano riusciamo a entrare e a far capire cos'è la pallacanestro. È un vero derby, nei derby non si può mai dare niente per scontato, nonostante eravamo comunque favoriti sulla carta. Il Villaggio ha fatto una partita molto intensa e ci ha messo in seria difficoltà. Per fortuna poi con qualche giocata individuale nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti e a chiudere la partita come volevamo, diciamo. Qual è stata la chiave secondo te? Ma sicuramente come sempre l'intensità difensiva, che è la nostra forza, e poi qualche giocata individuale di Bottaro nel terzo quarto e di Callea nell'ultimo, che sicuramente ci hanno fatto prendere il largo. Anche perché qualche volta avete preso un po' di punti, ma vi hanno sempre recuperato. Sì, assolutamente. Il Villaggio ha fatto una partita quasi perfetta, peccato si sono quasi dati la zappa sui piedi da soli verso la fine perché si sono innervositi, hanno preso comunque un fallo tecnico, un'espulsione che gli sono costati, se non sbaglio, 6 punti, e lì è un po' finita la partita, diciamo, con 3 minuti in anticipo, che magari potevano giocarsela fino alla fine. Ecco, adesso quarti di finale col Villaggio, quando giocate? Giochiamo sabato prossimo, se non sbaglio, a Villaggio. Sicuramente ci aspetterà una squadra ancora più agguerrita di questa, perché non possono permettersi di perdere, se no sono fuori dai giochi. Noi speriamo di aver rotto un po' il ghiaccio e di essere un po' più sciolti e di fare quello che facciamo di solito anche in attacco, giocando in maniera più fluida, più di squadra e facendo meno errori. Uno sguardo ai risultati della pallanuoto: il Lavagna 90 non riesce a battere la capolista Reale Mutua a Torino tra le mura domestiche nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna. I torinesi si impongono per 8-7, torinesi che rimangono in testa alla classifica a 28 punti, mentre il Lavagna si trova a 30 punti in zona playoff. In Serie B maschile da registrare le sconfitte sia del Chiavari, sconfitta 8-4 dal Lerici, e poi del Rapallo, battuto 8-4 dal Sestri. Chiavari sempre più fanalino di coda in classifica, ferma a 3 punti, Rapallo a quota 14. Uno sguardo anche al calcio femminile. Ai campi della Colmata Amari di Chiavari si sono disputati nel fine settimana i tornei riservati a calciatrici under 12 suddivisi in 2 gironi. In campo le rappresentative di Sampdoria A e B, Virtus Entella A e B, Genoa e La Spezia. Le vincitrici dei 2 gironi disputeranno le finali regionali ed in caso di vittoria parteciperanno alla fase interregionale che si disputerà ad Alessandria il 24 e 25 aprile. Il calcio femminile under 12 fa tappa a Chiavari. Giusto, oggi ci sono il torneo composto da 2 gironi, da 3 squadre, e sono Sampdoria A, Sampdoria B, Virtus Entella A, Virtus Entella B, Genova e La Spezia. Le prime 2 di ogni giro di questi 2 gironi vanno a fare la fase regionale che giochiamo sabato su questo campo. È tutto in preparazione per la fase interregionale che si gioca il 24 e 25 ad Alessandria. Le 2 prime classificate di Alessandria andranno a fare i nazionali, che si svolgeranno al settore tecnico di Coverciano. In Liguria siamo forti o no? C'è un buon movimento, abbiamo tante ragazzine, abbiamo delle nuove tesserate, sta prendendo piede il calcio femminile. Le ragazze prendono sempre più campo nel calcio, anche dalle nostre parti. Assolutamente sì, lo dimostrano i dati che abbiamo un movimento in crescita. L'abbiamo visto domenica a Torino al Juventus Stadium con 40.000 persone
In Liguria si sta lavorando molto bene, le squadre prof sicuramente sono leggermente più avanti rispetto ai dilettanti, però col nostro supporto che costantemente con i miei collaboratori dello staff tutti i giorni o almeno settimanalmente ci muoviamo sui campi dei dilettanti per far crescere il movimento. Anche nel nostro Levante, no? C'è una presenza importante. Assolutamente sì, abbiamo la Virtus Entella con cui collaboriamo, addirittura martedì saremo qua con lo staff dell'Under 15 della selezione Under 15 per far vedere ai tecnici come si lavora e come lavorano le nazionali. Ecco, qual è l'impegno, le caratteristiche di queste ragazze che giocano a calcio? Sicuramente a livello motorio è diverso dal maschile, però rispetto al maschile loro mettono molta più aggressività, c'è molta più compattezza di squadra, meno singolarità. Cioè nel senso la squadra gioca veramente da squadra rispetto a magari un maschio dove spicca più l'individualità. Genoa-Sampdoria? Genoa e Sampdoria crescono bene, il Genoa Under 17 accederà alle fasi finali, è riuscito a passare alle fasi finali del campionato nazionale e come tutte le squadre prof sicuramente hanno una marcia in più e quindi sul lungo periodo lavorare bene dai suoi buoni frutti. Uno sguardo alla vera, si sono disputate nel fine settimana le regate del 23esimo Trofeo Città di Rapallo e Trofeo Rapallo Superstar organizzate dal Circolo Nautico di Rapallo. 2 stupende giornate di sole e di mare calmo insieme al vento giusto hanno accompagnato lo svolgimento della manifestazione. Grande partecipazione di atleti con 30 barche, premi al primo classificato della categoria imbarcazioni classiche Fabio Mangione, alla prima classificata della categoria femminile Francesca Lodigiani, al primo classificato della categoria Master Filippo Ianello e Supermaster Elio Dondero, oltre al trofeo Rapallo Superstar andato al primo classificato nelle combinate delle regate della città di Rapallo Enrico Negri e per la classe a Fabio Mangione per dinghi e classici. E ora diamo uno sguardo all'iniziativa denominata Campioni dello Sport che ha concluso un percorso avviato dal Centro Sportivo Italiano. Alla Società Economica di Chiavari, in occasione della cerimonia conclusiva, era presente anche l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Alessio Albertini. Oggi gran finale. Sì, è la fine di un corso che abbiamo iniziato il 12 di gennaio, il corso si intitolava Mission Educator Coach ed era rivolto praticamente ai tecnici allenatori di calcio, di arti marziali, agli educatori della scuola, ai dirigenti del comitato, agli arbitri. Abbiamo iniziato, abbiamo finito nello stesso insieme, tutti insieme, quindi iniziando con una parte fiscale, con un mental coach, una psichiatra, con una parte praticamente associativa e finendo sempre con una parte associativa con Don Alessio Albertini come grande star. In questi 2 mesi invece hanno fatto del lavoro settoriale, cioè gli allenatori di calcio hanno avuto dei loro incontri e così via con le altre discipline sportive, perché il CSI è l'insieme delle discipline sportive. Campioni della vita è la giornata di oggi alla Società Economica, dove Don Alessio Albertini ci ha intrattenuto e ha parlato ai ragazzi, dove abbiamo premiato i campioni nella vita CSI, che possono essere per gesti tecnici o per risultati, ma soprattutto per i principi fondamentali che sono la nostra mission di educare attraverso lo sport. Tra l'altro tutto questo accompagnato dalla musica. Sì, siccome volevamo arrivare ai giovani e Don Alessio è una persona che parla molto ai giovani, volevamo comunque con i Controtempo, che è una rock band modenese, scrive delle canzoni legate nell'ambito sportivo, quindi volevamo cercare di arrivare ai giovani anche in questo modo, sia con Don Alessio ma soprattutto con la musica. E tanti premi anche agli sportivi abbiamo visto. Sì, gli sportivi del nostro territorio, appunto i campioni nella vita del CSI, non solo per meriti, cioè per risultati, ma proprio per meriti sportivi. Abbiamo tenuto molto in considerazione appunto i principi, comunque la lealtà, i principi del fare gruppo, della squadra, dell'amicizia, cioè che sono cose che non devono mai mancare nello sport. Allora finisce questa tappa, ma il CSI l'attività va avanti, ci sarà tutta l'attività estiva anche.
Sì, abbiamo in mente 2 o 3 manifestazioni, una sicuramente nuova, e poi il Comune di Chiavari stamattina, appunto, che è il saluto del sindaco di Coppa, ci ha proprio invitato apertamente in platea durante il saluto a fare un progetto con loro legato al Comune di Chiavari e alle scuole, quindi direi che tanta carne al fuoco c'è. Mentre stanno finendo i nostri tornei stiamo già pensando alle nuove manifestazioni. Marco, questa mattina a Chiavari è una giornata di musica e sport col CSI. Sì, guarda, bellissimo. Per me sono giornate meravigliose perché del CSI ormai mi sento parte. Abbiamo fatto anche questo nuovo libro disco insieme, uscito col CSI, e quando la nostra musica può servire a veicolare i valori di sport che veicola il CSI, io ne sono contentissimo. Quindi è un piacere tornare qua da tanti amici, è una mattinata meravigliosa in cui si uniscono le premiazioni alla formazione, a tutti quei messaggi che credo che debbano far parte dello sport per tutti. Tu da quando è nata questa passione, la musica attraverso anche lo sport? Guarda, è un po' la mia vita, perché comunque io sono anche laureato in scienze motorie, l'altra parte del mio lavoro, oltre a quella musicale, è quella sportiva, sia sul campo con i ragazzi, e quindi mi è venuto naturale, scrivendo canzoni che parlano della mia vita, mi è venuto naturale metterci lo sport, perché nello sport si insegna veramente a vivere, si impara a diventare uomini attraverso tutte quelle cose che lo sport insegna. Quindi. Qua ho un libro, Le illusioni dei pazzi. Cosa vuoi dire con questo libro? Guarda, è un libro disco, no? C'è la sorpresa, perché da questa parte inizia il romanzo, se lo giri da questa parte invece inizia il canzoniere col CD, che contiene anche l'inno del Centro Sportivo Italiano, dove ogni maglia è un'anima. È un libro disco, un esperimento in cui ogni canzone diventa anche il titolo di uno dei capitoli del romanzo, che intreccia le canzoni in una storia. Il romanzo è la storia di Alex, un giovane cantante che si mette in ricerca di qualcosa di più, che non sia soltanto dover affannarsi per il successo, per arrivare prima degli altri, in vetrine spesso sterili, no? Di autoreferenzialità. Ecco, si mette alla ricerca di quei pazzi, tra virgolette, che ancora sanno guardare il mondo dalla prospettiva dell'amore per ciò che fanno, della passione per la propria vocazione, e sono quelle persone che magari nel silenzio, lontano dai mass media, però tengono accese quelle fiammelle di speranza che illuminano dove gli altri sono fatti spegnere un po' questa luce, no? E dove sembra che ci sia solo l'interesse, la prevaricazione, il guadagno gli unici elementi, no? Quindi questi pazzi, tra virgolette, sono quei pazzi che, come dice la canzone, hanno poi ragione, perché poi salvano il mondo. Allora Marco, buon sport e buona musica. Grazie a voi, grazie a Chiavari. Ancora una volta dalle nostre parti, in questo caso nella grande festa del CSI di Chiavari. Non potevo non mancare a questo appuntamento, perché altrimenti Cristiano, il presidente, me l'avrebbe rinfacciato. No, ma è stato veramente un piacere essere qui a condividere con tutto il comitato questo bel momento. In maniera molto gioiosa hai portato avanti diversi interventi, alcuni punti da andare magari a riprendere. Tu invitavi tutti i dirigenti, soprattutto chi tira le file nelle società, gli stessi giocatori, ad andare avanti al di là dei risultati. Sì, il risultato nello sport ci sta, perché è così, no? Però è impietoso tante volte. Ma un ragazzo vale sempre di più di un risultato, è molto di più, lo dice anche il nostro inno: dentro ogni maglia c'è un'anima, cioè c'è una storia personale che deve crescere, e quindi è questo quello di cui dobbiamo soprattutto occuparci e tenerne conto. La passione deve essere sempre l'anima che ci muove. Sì, la passione è ciò che mette benzina nel motore per fare le cose, perché altrimenti la motivazione viene anche meno. Ti deve piacere quella cosa che stai facendo. Quando ti piace, anche quando non vanno bene le cose, trovi nuova energia e soprattutto creatività per migliorarle. Ecco, invitavi tutti all'ottimismo, a trasmettere gioia. Non è così facile, però bisogna sempre tentarci. Ma sì, ripeto sempre ai nostri dirigenti del CSI, ai nostri allenatori, noi ci occupiamo del divertimento della gente, perché lo sport è anche divertimento, e se noi non siamo i primi che hanno il sorriso, che hanno un po' di umorismo, che hanno insomma questo ottimismo di fondo, come possiamo far sì che tutto il resto diventi divertente? Ecco, questo è allora l'impegno che dobbiamo anche assumerci.
Fare sport fa bene, non solo al lato fisico. Sì, sì, fa bene, fa bene. In un tempo come oggi io dico, dove ci si isola, lo sport è ancora capace di mettere insieme tante persone e questa è una bella esperienza. Per concludere, la Chiesa non è contro lo sport, no? No, la Chiesa non è contro lo sport, anzi cerca di valorizzarlo e di promuoverlo. Noi del CSI raccogliamo questo invito da parte della Chiesa e cerchiamo di fare del nostro meglio per essere missionari in questo mondo dello sport. E soprattutto credo, per finire, che sono molto importanti i testimoni, anche nel nostro piccolo, no? Sia come giocatore che come dirigente. Lo sport è soprattutto un'esperienza anche che noi ammiriamo, trascinante da parte dei grandi campioni e quindi voler assomigliare a loro non semplicemente per i risultati o lo spettacolo che sanno offrire, ma anche per i valori che sanno vivere e per i certi gesti che sanno compiere, questo diventa educativo. Non è un caso che Papa Francesco a tutti i professionisti che ha incontrato ha sempre ripetuto: ricordatevi che i ragazzi vi guardano. E si conclude così questa rubrica di Momento Sport. L'appuntamento come sempre è con tutte le anticipazioni nel fine settimana insieme a Luca Castagnola. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.